Dal 29 maggio al 1 giugno Trieste si prepara ad accogliere la nona edizione della Mittel European Race, la salita della Trieste Opicina, un evento internazionale iscritto al calendario ACI Sport e coorganizzato dal Comune, che anno dopo anno unisce la passione per l'automobilismo storico e moderno alla valorizzazione del territorio. Ci riserva delle novità che sicuramente, oltre ad essere il nono anno, e perciò ci dà lustro il fatto che comunque noi ci siamo e cresciamo in maniera esponenziale, seppur in maniera minima e di nicchia, però insomma ci siamo sul pezzo. Ecco. Quest'anno abbiamo un evento importante che è un grande evento autovetture moderne, dove avremo la partecipazione di molte Ferrari e che ci fa ben sperare che questa, diventando un campionato italiano di grandi eventi, macchine moderne, ci fa il piacere, un estremo piacere, avere Trieste in Friuli Venezia Giulia, la Ferrari che in qualche maniera si contraddistingue in questo campionato. Il percorso, completamente rinnovato, si articolerà in 2 giornate, venerdì 30 maggio in Regione, sabato 31 oltre i confini nazionali in Slovenia. Il percorso si svolgerà praticamente da Trieste, andremo verso Aquileia, Strassoldo, Palmanova, Borgo Nonino, poi andiamo fino a Fagagna, al castello di Susans, per andare a Gemona, Montenars, Cividale, Butrio, il castello di Butrio, poi scendiamo giù sull'Arapacis e torniamo poi a Trieste il primo giorno. Il secondo giorno invece il percorso si svolgerà molto in Slovenia, però avremo anche un incontro con le autorità di Gorizia 2025. Il percorso è lungo circa 570 km in 2 giorni, sarà un bel divertimento per tutti i partecipanti. Nei giorni dell'evento, sempre in Piazza Unità, saranno presenti anche gli stand della campagna TS for Safety. La seconda è quella di aver creato in questo contenitore della Piazza Unità d'Italia meraviglioso anche l'argomento sicurezza. L'argomento sicurezza si lega perfettamente al progetto della Regione Friuli Venezia Giulia, il For Safety FVG, che in qualche maniera contraddistingue i 4 Automobile Club della Regione. Per questa edizione inoltre è stato promosso in collaborazione con l'associazione Orizzonti Fotografici il contest fotografico gratuito Scatta la Mittel European Race. Grande novità di quest'anno, oltre al discorso del campionato grandi eventi, abbiamo organizzato assieme all'associazione Orizzonti Fotografici un concorso di fotografia, quindi a tutti i fotografi appassionati invito a venire a fotografare in tutta la regione, per cui noi passiamo appunto da Trieste fino ad arrivare a Gemona, quindi le varie possibilità sono infinite.